I cartelli trilingue alla stazione ferroviaria di Cividale non ci sono più e l'assenza delle indicazioni in friulano e sloveno scatena le proteste dell'Arlef e della senatrice del PD Tatiana Rojc. La rimozione dei cartelli trilingue alla stazione ferroviaria di Cividale, avvenuta senza alcun preavviso, è un atto gravissimo contro la lingua friulana. Per questo ci siamo appellati al Presidente della Repubblica Mattarella. Non usa giri di parole il Presidente di Arlef Eros Cisilino sulla questione che riguarda gli avvisi in lingua friulana e slovena levati dalla stazione cividalese. Togliere ciò che già esisteva è un gesto che va ben oltre la negligenza tecnica. È un atto di rifiuto culturale e istituzionale nei confronti di una lingua tutelata dalla Costituzione. Protesta Cisilino, che aggiunge: non si tratta di una nuova installazione, quei cartelli c'erano già, sono stati rimossi unilateralmente, senza interpellare Arlef, senza rispetto per il territorio e per le comunità che lo abitano, un comportamento tanto più grave se si considera che RFI è ben consapevole delle lingue minoritarie presenti sul territorio. Sul tema è intervenuta anche la senatrice del PD Tatiana Rojc. Ho esposto alla Presidente di RFI, sottolinea, la necessità che sia mantenuta la cartellonistica plurilingue di cui è stata dotata la ferrovia Udine-Cividale. La segnaletica plurilingue costituisce un aspetto della tutela stabilita dalla legge per le minoranze linguistiche, oltre che una rappresentazione visibile dell'identità pluriculturale di un territorio che trova identità e spessore dalla complessità che lo connota. E sul tema della rimozione dei cartelli plurilingue alla stazione ferroviaria di Cividale interviene anche il deputato della Lega Graziano Pizzimenti. La rimozione dei cartelli trilingue alla stazione di Cividale merita attenzione, dice. Il rispetto della lingua friulana, sottolinea Pizzimenti, riconosciuta e tutelata, è parte integrante dell'identità del nostro territorio. Ho già avviato contatti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per approfondire l'accaduto e sollecitare una soluzione che tenga conto della sensibilità locale e del quadro normativo vigente.